In un momento di crisi come questo non possiamo più permetterci di operare in singoli settori, ma occorre fare sistema tra i diversi attori e fare squadra. Ogni anno la Regione impiega per i giovani 153 milioni di euro tra fondi statali, europei e stanziamenti regionali ad hoc. Crediamo che sia importante avere una visione unitaria su questo profilo di intervento. A dirlo è la consigliera regionale della Lega Nord Arianna Lazzarini, presentando oggi a Padova il piano regionale per i giovani. Sentiamo Rita Lion. 29,6% è il tasso di disoccupazione giovanile in Veneto rilevato al primo trimestre del 2012 per la popolazione regionale compresa tra i 15 e i 24 anni. Al 6,6% è quella tra i 25 e i 34 anni. All'opposto gli under 30 che invece dispongono di un'occupazione si trovano il più delle volte a fare i conti con il precariato. Nel 2011 quasi 6 assunzioni su 10 per i giovani veneti con meno di 30 anni sono state a tempo determinato, per un 58% sul totale degli assunti. Il 9% ha ottenuto un contratto in apprendistato e il 7% di collaborazione. Solamente il 26% delle assunzioni ha avuto carattere indeterminato. Così il consigliere regionale di Lega Nord Arianna Lazzarini presenta la nuova proposta di un piano regionale per i giovani. Il nostro progetto di legge parte proprio da un dato di fatto. In un momento di crisi come questo non possiamo e non dobbiamo più permetterci di operare in maniera settoriale, ma fare un lavoro di squadra, ovvero cosa significa? Mettere a sistema tutte quelle risorse che già la Regione Veneto impiega a favore dei giovani ogni anno. In rete 153 milioni di euro di azioni in 4 pilastri, una politica a 360 gradi che tocca lavoro, impresa, casa ed Europa. A firmare il testo normativo sono i consiglieri più giovani di Liga Veneta. 4 pilastri in base ai quali noi vogliamo sviluppare le politiche giovanili per i prossimi anni all'interno della nostra Regione Veneto, delle politiche giovanili serie, concentrando tutti i capitoli di bilancio che riguardano i giovani, per attuare una serie di politiche che riguardano gli scambi internazionali, delle agevolazioni per quel che riguarda la nuova imprenditorialità, la cooperazione, lo studio e gli scambi internazionali per quel che riguarda le professionalità, ma anche l'università e quindi i centri di formazione e tutte le nuove idee e sinergie che si possono scambiare. Adesso per la cronaca la Guardia di Finanza di Verona ha scoperto che una società di trasporti con sede nel Veronese negli anni